Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura i 32 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. La giornata di oggi di commemorazione sarà dedicata ai 5 operai morti in un cantiere a Casteldaccia lo scorso 6 maggio. Intanto il capo dello Stato Mattarella per l'occasione ha dichiarato che la mafia è sempre in agguato ma è destinata a finire. Lo stanziamento di 15 milioni di euro per le aziende agricole siciliane colpite dalla siccità rappresenta un primo aiuto concreto rispetto a una situazione drammatica denunciata più volte da Coldiretti. A causa della mancanza di pioggia, la produzione di grano siciliano rischia di essere praticamente azzerata. E passiamo alla cronaca con l'operazione della Finanza Terni che ha coinvolto Ampie Catania, nel mirino l'evasione fiscale, è seguito un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e 39 persone giuridiche per un sequestro totale di 12 milioni di euro. Operazione antimafia nel Nisseno, arrestate 9 persone ritenute appartenenti a un clan mafioso con base a Campofranco. L'indagine è iniziata nell'ottobre del 2022 dopo la scarcerazione di Angelo Schillaci, quando la famiglia mafiosa avrebbe cercato di riorganizzare il clan. È in chiusura l'arresto di 5 persone a Catania, sono accusate di rapina aggravata, furti in abitazioni e auto e spaccio di droga. Le indagini sono partite da una rapina avvenuta il 6 giugno 2022 nel parcheggio dell'ospedale San Marco. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.